che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle tutti, Don Marco, Padre Battista e voi tutti cari fratelli, benvenuti a questa celebrazione nel giorno della presentazione al Tempio di Maria, la Madonna della Salute la chiamiamo, però come ricorderò nell'omelia, la festa è la presentazione al Tempio di Maria. Non siamo tantissimi, se fosse potuto la Chiesa sarebbe stata gremita. Ecco, pensavo, dobbiamo sentirci per così dire rappresentanti anche di quelli che non hanno potuto esserci qui e avrebbero desiderato. Quindi sentiamoci anche questa responsabilità di pregare anche non solo ricordando loro, quelli che avrebbero voluto essere presenti, ma pregando anche in nome di tutti quelli che avrebbero potuto e voluto essere presenti. Quindi maggiormente ringraziamo il Signore di essere qui, di poter celebrare la messa e sentiamoci proprio con questo anche mandato di farci tramite anche dell'incontro con il Signore per altri nostri fratelli e sorelle. È molto bello questa solidarietà, questa comunione, questa condivisione nella fede, nella vita spirituale. Iniziamo la Santa Messa chiedendo come sempre umilmente il perdono e la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Guarda, o Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria. Fa che per sua intercessione partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Dalla lettera
di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelti? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beata la Vergine Maria, custodiva la parola di Dio, meditandola nel suo cuore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù ancora parlava alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Per esigenze televisive di trasmissione. Madonna della Salute. Ricordavo che all'inizio che così viene chiamata tradizionalmente, almeno qui nel Veneto, non dappertutto, ma nel Veneto sì, questa festa liturgica che propriamente sarebbe la presentazione di Maria al Tempio. È una festa mariana che ricorda e celebra un evento che ci viene riportato da uno dei Vangeli cosiddetti apocrifi, cioè non i 4 Vangeli che sono riconosciuti e letti nella Chiesa, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma c'erano molti altri scritti. Ecco, questo si chiamava il proto-Vangelo di Giacomo.
che nascevano dalla devozione popolare, la quale diceva: ma come mai i Vangeli non dicono niente dell'infanzia di Maria? Come mai i Vangeli non dicono niente dell'infanzia di Gesù? E sono nati così questi Vangeli che la Chiesa non ha mai riconosciuto come ispirati. Però hanno segnato la devozione popolare. Questo protovangelo di Giacomo racconta come Gioacchino ed Anna, i genitori di Maria, diventati genitori di una figlia inaspettata data l'età e la sterilità della coppia, la portarono al Tempio. L'hanno vista come un dono del Signore e hanno detto: è offerta al Signore. La affidarono al culto del Signore. E il Vangelo è molto bello, commovente anche, dice: no, avevano il cuore stretto portandola, capivano che era giusto fare così, ma restarono enormemente stupiti vedendo che questa piccolina vola verso il Tempio del Signore, corre senza voltarsi più indietro. E un racconto che riecheggia, se avete presente, riecheggia chiaramente un altro episodio dell'Antico Testamento, questa volta il racconto del giovane Samuele, anche lui frutto di un intervento del Signore, anche lui offerto al Signore. In questo racconto, che i Vangeli canonici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non raccontano, non riferiscono, questo racconto però esprime una intuizione bella, profondamente radicata nel popolo cristiano. Questa: Maria, fin dal primo momento della sua infanzia, fu totalmente dedicata, consacrata al Signore. È una intuizione, una convinzione che nasce dal saluto che, come racconta il Vangelo di Luca, l'angelo Gabriele le rivolse piena di grazia, riempita da sempre dalla grazia del Signore, cioè dall'azione dello Spirito Santo. Ti saluto, o piena di grazia. Piena di grazia da sempre perché preceduta e anticipata dalla grazia del Signore, cioè dall'azione del suo Spirito, che ne fece una creatura totalmente consacrata, totalmente dedicata al Signore. Una dedicazione, una consacrazione che trovò la sua espressione in quell'eccomi con cui Maria rispose all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Come mai la festa della presentazione di Maria al Tempio venne poi a modificarsi nella tradizione popolare, con la festa della Madonna della Salute? Fu certamente, come lo sapete bene, a motivo di eventi storici legati alle vicende della Repubblica Veneta, di cui anche il nostro territorio faceva parte. La popolazione veneziana si rivolse a Maria per superare una tremenda pestilenza che stava producendo lutti enormi sia nella città di Venezia che in tutto il territorio della Repubblica. Ci si rivolse a Maria promettendole di costruire una grande chiesa se la città fosse sopravvissuta alla pestilenza. Morirono quasi metà della popolazione. E così avvenne. Fu costruita una grande basilica che tutti penso abbiate presente, la Basilica della Salute, proprio di fronte a San Marco, una chiesa meravigliosa che ricorda per sempre questo voto di Venezia e della sua Repubblica alla Beata Vergine. E certamente fu un'idea che ebbe un grande successo, tant'è vero che la festa della Madonna della Salute, il 21 di novembre, presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria, viene festeggiata come festa della Madonna della Salute non solo a Venezia, ma in tutto il territorio che a Venezia faceva e fa riferimento. Ma possiamo chiederci, è solo per una questione
di contingenza storica che questa festa della presentazione di Maria venne associata al tema molto sentito da tutti della salute, o c'è anche un motivo più profondo di convenienza, di verità, una relazione tra queste due feste, festa Madonna della Salute e presentazione al Tempio, che coincidono? Io credo che il collegamento fra la festa della presentazione al Tempio di Maria e la festa della Madonna della Salute sia dato proprio da quella totale dedicazione, da quella totale consacrazione a Dio che la festa liturgica odierna rievoca e celebra. Maria, dicevamo, totalmente dedicata e consacrata a Dio, alla sua volontà, al suo progetto di salvezza, fin da bambina. Ebbene, questa dedicazione totale, questa totale consacrazione è anche ciò che salva la vita dell'uomo, la vita dell'umanità. Solo dedicandosi totalmente a Dio noi possiamo vincere il male e la morte. Solo la dedicazione a Dio fa di noi delle persone sane non soltanto o non tanto magari fisicamente, ma sane spiritualmente, sane dal punto di vista integrale, cioè salvate. E questa vicinanza tra salute e salvezza è indicata proprio dal termine latino, che forse certamente l'avete saputo, l'avete sentito altre volte, salus. Salus in latino vuol dire salute e salvezza. E allora la dedicazione a Dio è davvero salus, salute e salvezza, soprattutto salvezza. Certo, dedicandosi a Dio abbiamo anche la speranza che Dio ci protegga dai mali fisici e dalle malattie del corpo. È legittimo sperarlo e chiederlo. E tuttavia sappiamo che nessuno di noi è invulnerabile. Nessuno. Tutti prima o poi saremo toccati dalla malattia o dalla vecchiaia, che è in se stessa, dice un proverbio latino, una malattia. Senectus ipsa morbus, la vecchiaia, debolezza, eccetera. E poi dalla morte, tutti, fa parte della natura umana, lo sappiamo. Ma se tu sei dedicato al Signore come Maria, se tu, come ha fatto lei, consacri a Dio la tua volontà, il tuo cuore, i tuoi affetti, allora anche l'esperienza della malattia e della prova non potrà distruggere la tua vita e non potrà distruggere il bene che proviene dalla relazione con il Signore. Questa relazione con il Signore, espressa dal termine dedicazione, consacrazione, presentazione, per offrirsi totalmente al Signore, questa relazione è più forte anche della morte e restituirà la tua vita alla pienezza di realizzazione, che è la vita eterna, la salvezza totale dell'uomo. E questa è la salus che chiediamo a Maria, invocandola come salus infirmorum. Certo, salute chiediamo doverosamente e legittimamente chiediamo anche la salute per noi e per i nostri cari e per il nostro tempo che vive questa pandemia che sta veramente mettendoci a dura prova tutti. Salus, chiediamo certamente la salute, ecco. Ma soprattutto salvezza da quelli infermi che siamo tutti noi, se non infermi fisicamente, spesso infermi spiritualmente, fragili, poco fermi. Maria, totalmente dedicata al Signore, salute degli infermi, prega per noi. Ecco allora che ha senso pieno questa bella invocazione che siamo autorizzati a fare
ogni giorno della vita, in modo tutto particolare oggi. Credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita. Fratelli e sorelle, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Ripetiamo insieme: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per la Chiesa di Dio, ogni battezzato tenga accesa la lampada della fede per mostrare a tutti la luce del Signore in questo tempo di oscurità. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Oggi è la giornata mondiale delle claustrali e domani è la giornata diocesana del seminario. Preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Tanti giovani e ragazze rispondano con generosità sull'esempio di Maria alla chiamata di Dio. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara, la Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, che soprattutto in questi giorni si prendono cura in modo eroico dei pazienti, e per gli scienziati e i ricercatori, che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo
e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ascolta, Dio Onnipotente e Misericordioso, le preghiere del tuo popolo che con fiducia si affida a te in quest'ora drammatica. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Alle mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria, Vergine e Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a lei offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo, che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi. Per Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo la grande preghiera eucaristica, uniamo le nostre voci e insieme cantiamo con fede la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Pietà di noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Agnello di Dio. Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione verrà distribuita qui in chiesa e anche all'esterno davanti alle porte della chiesa. Cerchiamo di uscire con ordine, prima tutti quelli da questa parte e poi tutti quelli dall'altra parte, si esce per il corridoio centrale e si torna al posto per il corridoio laterale. Chiedo gentilmente alle persone sedute nel primo banco se possono un attimino lasciare spazio per passare. Grazie. Tu sei la mia vita. Io purifico così. Sì, consumi il vino. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
Preghiamo. O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio che abbiamo ricevuto con gioia nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione conclusiva, leggo la preghiera alla Madonna della Salute che ho composto e abbiamo recitato più volte questa primavera, anzi era verso la fine dell'inverno, quando per varie circostanze, vari giovedì, abbiamo celebrato la messa qui con pochissime persone, pregando, invocando la Vergine Maria e chiedendo la sua intercessione sulla città e sul nostro territorio e anche impegnandosi a un voto. Abbiamo fatto un voto anche noi di venire qui processionalmente una volta concluso questo momento di prova. Io speravo che questo momento di prova fosse concluso già con l'autunno tardo, invece purtroppo dovevamo rinviare. Quindi facciamo questa preghiera rinnovando questa nostra promessa alla Vergine che ci assista come ha assistito e aiutato i nostri predecessori, i nostri antenati che hanno costruito anche questo tempio, questa chiesetta, questo santuario, proprio a partire da una esperienza di peste, di pestilenza, durante la quale si erano rivolti all'intercessione della Madonna. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo tempio con il consolante titolo di salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente, il contagio, cioè, che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te che sempre ti sei mostrata provvida madre e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo momento difficile intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Madre, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando. Guarisci i malati, consola chi è nella prova e nella sofferenza, assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli che in questi giorni non possono celebrare come vorrebbero i santi misteri. O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui a invocarti facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case. Intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni. Volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. Accogli, o Madre, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen.
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Un breve ringraziamento intanto al Vescovo per averci onorato con la sua presenza, un grazie alla Tenda TV che ha permesso a tante persone di seguire questa celebrazione dalla televisione o dal computer. Un grande grazie anche ai volontari del gruppo ricreativo parrocchiale della Madonna della Salute. Quest'anno non sono stati alle prese con le castagne, col pozzo di San Patrizio. Quest'anno la sagra evidentemente non possiamo farla. Ecco, però io li ringrazio lo stesso per aver tenuto aperta la chiesa, per aver reso possibile questa celebrazione in sicurezza. Direi che ci diamo l'appuntamento intanto nei prossimi 3 giovedì, il 26 novembre, il 3 e il 10 dicembre, che alle 15 faremo una messa con vari sacerdoti della città, proprio per invocare ancora la Madonna della Salute in questo tempo di pandemia. Poi ci diamo la rivederci, speriamo presto, per sciogliere il voto che abbiamo appena rinnovato con il Vescovo, che questa pandemia finisca presto e che possiamo fare presto questa processione solenne fin qui, e ci vediamo anche il prossimo anno, non solo con la messa della Madonna della Salute, ma con tutti i festeggiamenti. Quest'anno li abbiamo solo rimandati a tempi migliori. Grazie a tutti poi per la presenza e buona serata. Grazie.